Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Costruzioni e ripresa economica, il nuovo piano casa e il ruolo degli enti locali. Questo è il titolo di un appuntamento voluto con forza da Confartigianato Marca Trevigiana, e qui abbiamo il presidente Mario Pozza, perché la situazione ovviamente è molto delicata. Il contesto artigiano trevigiano-veneto vede una preponderanza di aziende impegnate nell'edilizia, ma anche in tutto l'indotto della casa. Presidente, oggi si lanciano dei messaggi ben chiari. Ma direi proprio di sì, siamo in un momento di grande difficoltà economica, di grande difficoltà politica. Qui abbiamo una certezza su un indirizzo che è quello delle ristrutturazioni, di questo piano casa varato dalla Regione e quindi tarato proprio per la necessità delle piccole imprese, e di conseguenza c'è un'aspettativa molto importante, soprattutto per la tipologia dell'impresa artigiana. Ecco, un piano casa entro il 30 novembre i comuni, le amministrazioni comunali devono pronunciarsi obbligatoriamente per determinare poi le regole di questo piano casa. Ovviamente voi chiedete di poter far lavorare le vostre aziende, ma anche di riqualificare poi il territorio, non è un lavorare a vanvera. Sì, infatti questa sera abbiamo invitato le amministrazioni comunali proprio per questo, perché capiscono l'importanza e il peso che ha questo comparto nell'economia. Su 25.000 imprese, 12.000 imprese sono legate al mondo della casa, quindi dall'edilizia all'impiantistica, ai falegnami e quant'altro. Per cui è indispensabile ovviamente che questo piano casa sia agevolato dalle amministrazioni comunali e sia recepito in modo tale che si possa subito ripartire, perché l'edilizia, come ho detto, è fondamentale. Presidente, forse qualcuno ancora non sa, ma penso che invece tutti lo sanno, che questo piano casa insomma finalmente permette degli ampliamenti. Si permette degli ampliamenti, indubbiamente non avrà un impatto come le nuove costruzioni, ma ci sarà una ristrutturazione, un restyling del già esistente. Basti solo pensare che ogni 7 abitazioni una ha bisogno di essere messa a posto, quindi non è da poco quello che può muovere il piano casa, e l'impatto certamente non va a deturpare qual è il territorio che già è invaso da capannoni e da edifici, per cui si va anche a pensare a qual è ovviamente la natura e l'ambiente nostro. Lei diceva in una nota che diventa importante che il mondo artigiano ha la possibilità anche di cambiare le regole urbanistiche, questo ovviamente per migliorare i contesti urbani, ma attenzione, non cambiamo le regole in corso d'opera. Sì, non devono essere cambiate le regole come è stato fatto per il piano energetico, perché se vengono cambiate ovviamente non ci possono essere degli investimenti, e noi quello che chiediamo è proprio che siano mantenute, perché quando un'impresa investe vuole sapere su cosa investe e che in periodo deve ammortizzare il suo investimento, e quindi la nostra attenzione sarà molto molto alta. Allora siamo curiosi questa sera che cosa risponderanno gli amministratori locali. Noi ringraziamo Mario Pozza, ci fermiamo per un servizio di cronache trevigiane e tra poco allora voce a chi lavora nell'edilizia, ma anche a questi amministratori che immagino avranno, speriamo, già le idee chiare. A tra poco. Veneto Agricoltura apre le sue aziende pilota e dimostrative al pubblico. Cronache Trevigiane è andata a visitare l'azienda Valle Vecchia. A pochi passi dalla spiaggia della Brussa di Caorle, Valle Vecchia rappresenta uno dei fiori all'occhiello di Veneto Agricoltura, sia dal punto di vista ambientale, grazie alle tante aree umide che la compongono, sia dal punto di vista agricolo, con le tante sperimentazioni agricole e di allevamento. Sentiamo Lorenzo Furlan, dirigente per il settore ricerca agraria. L'azienda, insieme alle altre, ospita una delle più grandi e la più grande sperimentazione sulla semina su sodo, sull'agricoltura conservativa, oggi in corso in Europa. Lo scopo è quello di valutare come per esempio la semina su sodo, la semina diretta senza l'aratura, senza le altre lavorazioni complementari, può ridurre i costi energetici e i costi in generale dell'azienda agricola, dando anche un contributo all'ambiente. Un'azienda molto attenta alla sostenibilità ambientale, come dimostra l'autonomia energetica raggiunta dagli impianti di Valle Vecchia. Questa azienda, per quanto riguarda il suo fabbisogno energetico per il riscaldamento, si utilizza una caldaia a cippato di legna che tramite le utilizzazioni forestali
praticamente ci ha affrancato dall'utilizzo di fonti non rinnovabili. Utilizziamo praticamente gli scarti o le potature della pineta, delle chilometri di siepe che abbiamo piantato, dei nuovi boschi, per alimentare una caldaia che fa acqua calda per riscaldare il museo, gli uffici e anche gli uffici, i laboratori, le stalle. Le aziende pilota e dimostrative di Veneto Agricoltura sono visitabili tutto l'anno, sia da semplici visitatori che da addetti ai lavori che possono apprendere le tecniche agricole sperimentali. Sentiamo su questo tema il dirigente Lorenzo Furlan. Tutti i portatori di interessi, ma anche i cittadini che svolgono altre attività, possono visitare l'azienda durante tutto l'arco dell'anno. Noi all'inizio della stagione ed ancora prima dell'inizio della stagione, per avere input e richieste da parte dei portatori di interessi, dichiariamo i protocolli che facciamo, stampiamo dei semplici librettini con una mappa, per cui un tecnico qualsiasi può venire in azienda, vedere per conto suo senza essere influenzato dove c'è la prova, andare a vedere anche gli schemi sperimentali che si realizzano e quindi farsi un'opinione senza essere influenzato. Un nuovo servizio offerto gratuitamente da Veneto Agricoltura è il bollettino Colture Erbacee, che dà tutte le informazioni utili per i trattamenti, le tempistiche, le quantità e le eventuali emergenze. Per essere sempre informati basta abbonarsi a bollettino@venetoagricoltura.org. Dicevamo allora piano casa, dedicato a questo argomento, questa prima parte di Cronache Trevigiane, un'opportunità che rischia però di rimanere inespressa. Questo è il timore, da qui questa convention voluta da Confartigianato Marca Trevigiana, e abbiamo Paolo Bassani, presidente costruttori di Confartigianato, che ci viene un po' a spiegare qual è il messaggio che voi lanciate oggi agli enti locali. Sì, grazie. Quindi il messaggio agli enti locali è evidente, cioè adottiamo il piano casa come sta, non limitiamolo. Sull'esperienza del primo piano casa del 2009, ristretto da circa il 73% dei comuni della Regione Veneto, noi esortiamo i comuni ad adottarlo come sta, perché i vari articoli si espressi in toto daranno la possibilità di edificare a chi non l'aveva, daranno potenziale economico alle imprese, daranno lavoro a chi giustamente o ingiustamente ora si trova a non averne più. Quali sono i termini, Presidente, entro i quali i comuni devono esprimersi? Entro il 30 di novembre di quest'anno devono esprimere il parere. Non è vero che è anche vero che non esprimendo il parere in parte del piano entrerà in vigore di riflesso, però ci sono articoli dove il comune è quasi obbligato ad esprimersi, perché se non si esprime li perdiamo. Quindi la nostra, e mi ripeto ancora, esortazione è: adottiamolo come sta. Il suolo non va degradato come si teme, infatti 2 anni di esperienza hanno portato a 27.700 domande di piano casa per un imponibile, per un fatturato di circa 1,2 milioni. Quindi effettivamente se quel 70% dei comuni che l'hanno ristretto l'avessero lasciato, adesso parleremo magari di 2 miliardi di intervento. La ringrazio di questa testimonianza, noi ci fermiamo qui, ci guardiamo questo servizio di Cronache Trevigiane e poi sentiamo allora la voce di tanti protagonisti dei nostri enti locali, sentiamo cosa ne pensano loro. A tra poco. Finalmente lo Statuto della Regione Veneto è realtà. Approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, il nuovo statuto rappresenta la carta fondamentale che regolamenta la vita di tutte le istituzioni del territorio e dei suoi cittadini. Approvato lo statuto, si approverà il regolamento consiliare, dando quindi più efficienza ai lavori del Consiglio, ed infine la legge elettorale, nella quale vogliamo che siano interpretate anche delle istanze giuste e logiche, come il limite ad esempio dei mandati degli amministratori a 2 mandati, presidente, assessori e consiglieri, non ultimo anche ricordare il dimezzamento dei consiglieri regionali. Un risultato storico e insperato atteso da 40 anni, cui seguirà un'importante stagione di riforme, afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. I cittadini ci hanno votato per andare lì a tagliare costi della politica, per tagliare le inefficienze e per puntare alle economie di scala, quelle vere. E noi siamo lì assolutamente ad applicare questo mandato che i cittadini ci hanno dato. Un provvedimento che interverrà concretamente sui costi della politica, garantisce il governatore Zaia. Abbiamo un tessuto produttivo efficiente, reale, le aziende che esportano molto
in questo anno è magari difficoltà per altri. Ovviamente noi dobbiamo uscire da questa crisi pensando che abbiamo 1911 miliardi di euro di debito pubblico, e la partita del debito pubblico è la partita più importante per noi. Il nuovo statuto è certamente un risultato rilevante, uno strumento che restituisce al territorio identità e autonomia nelle gestioni delle risorse, ed è anche una dimostrazione di forza della Regione Veneto in un periodo di crisi. Crisi che costituisce un problema reale, ma da affrontare positivamente e con soluzioni concrete, sostiene Luca Zaia. Come promesso allora sul piano casa, voce agli amministratori, ma cominciamo dal vicepresidente di Regione Veneto Marino Zorzato, che intanto saluto qui, che ha risposto a questo invito della Confartigianato Marca Trevigiana, e lei immagino si faccia interprete di questa necessità di sviluppare un piano casa a misura di famiglia ma anche di azienda. Un piano casa generoso è una legge per i cittadini, è una legge per le piccole imprese. È una legge che porta il piccolo risparmio a diventare economia. Quindi noi chiediamo ai sindaci di essere generosi, di aver coraggio, in un momento come questo ci vuole anche il coraggio e la responsabilità. Abbiamo già avuto 25.000 casi di cittadini che hanno usato il piano casa. Una stima dice quasi 1,5 miliardi, 2 miliardi di investimenti in Veneto. Non ho, a memoria mia e come segnalazione, nessun caso che ha deturpato il territorio, anzi, miglioramento energetico. Parla di riqualificazione. Riqualificazione, imprenditori che lavorano, posti di lavoro in un momento di crisi, quindi credo che tutto questo dica: abbiate coraggio, siate generosi, è una legge per i vostri amministrati, per i nostri concittadini. E dalla regione alla provincia con l'assessore Michele Noale, e anche a lui chiediamo questo messaggio che oggi lei porta ai sindaci della Marca Trevigiana. Di fare squadra con la provincia, col consorzio della bioedilizia, perché l'occasione del piano casa è sicuramente ghiotta. Da un lato diamo una mano all'ambiente, non sprechiamo risorse, dall'altro facciamo ripartire l'economia, che in questo momento così importante l'edilizia sicuramente può far da motore a tutto il resto. Ed è la volta degli amministratori comunali. Il sindaco di Povegliano, chiediamo allora una decisione importante entro il 30 novembre, ad esempio Povegliano come reagirà a questo piano casa? Ma diciamo che più che reagire sarà una continuazione di quello che è già successo. Noi abbiamo avuto un bel riscontro per quanto riguarda il piano casa, ci sono state un bel numero di pratiche presentate, per cui possiamo dire che è stata una soluzione per quanto riguarda un continuo della costruzione che ha avuto un esito positivo. Da Povegliano saliamo a Cairano San Marco e sentiamo il primo cittadino. Parlando di piano casa, l'obiettivo, immagino, sindaco, sia quello di dare opportunità alle famiglie e alle aziende. Beh, sicuramente sì, noi anche l'ultima volta abbiamo messo alcuni limiti per quanto riguarda tutta l'attività, però insomma con un occhio in ogni caso di riguardo alle famiglie e anche alle imprese. Questa volta vorremmo portare avanti il piano casa possibilmente anche a livello comprensoriale insieme agli altri comuni, per cercare di omogenizzare quelle che sono le norme. Questo era anche il mio intendimento di questa sera. Sono venuto qua innanzitutto per capire quali sono le novità, anche se poi le ho lette. Però insomma l'obiettivo è quello di dare una mano, possibilmente salvaguardando anche possibilmente ancora l'esistente. Ecco. Allora io la ringrazio per questa testimonianza, quindi abbiamo capito un agire un po' sovracomunale, con una comunione di intenti tra i vari territori, tra i vari comuni. Noi ci fermiamo qui, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cronache Trevigiane. Tra poco torneremo, ma questa volta parleremo di sapori nostrani. A tra poco. Grazie alle sperimentazioni attivate dalla provincia di Treviso nell'ambito del progetto europeo Q-Aging, essere anziani oggi è una risorsa. Per informazioni rivolgiti agli sportelli dell'Ufficio Politiche Sociali presso la sede della provincia di Treviso. Q-Aging, 60 anni di qualità.
Grazie alle sperimentazioni attivate dalla provincia di Treviso nell'ambito del progetto europeo Q-Aging, essere anziani oggi è una risorsa. Per informazioni rivolgiti agli sportelli dell'Ufficio Politiche Sociali presso la sede della provincia di Treviso. Q-Aging, 60 anni di qualità. Trasmissione tutta speciale, quella che vi raccontiamo, cronache trevigiane a Pederobba, sì per la mostra dei marroni che continuerà fino al 30 ottobre, ma anche per parlare di emigrazione, no? Oggi siamo qui a inaugurare un nuovo monumento, ma voi avete fatto una festa davvero internazionale. Sì, perché ce la meritavano, anche perché non bisogna dimenticare che Pederobba dagli ultimi 800 ai primi del 900 ha avuto circa un 75% di tasso di immigrazione, credo quasi una spopolazione nel nostro paese, per cui credo meritino, questo è il minimo che un'amministrazione può fare. Dove sono andati gli emigranti di Pederobba? Dal Brasile all'Argentina e poi sempre via via l'Australia, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, ecco, la famosa America. La testimonianza di un gemellaggio, no? Tra Pederobba e una cittadina brasiliana, se non sbaglio. Jacutinga, perché tanti nostri paesani, come si parla italiano, come loro hanno piacere che si parli, hanno preso quella strada del Brasile e sappiamo tutti che quando tu vai in Brasile, specialmente in questi territori, senti parlare il nostro dialetto che per loro è italiano. Ecco, un taglio del nastro per un monumento qui a Pederobba, per una piazza che si chiamerà come? Beh, la famosa piazza 4 novembre sicuramente, e dopo intestata anche chi ha lasciato un lascito, un'altra parte che è a Dina e Menegildo Guarnier. Allora io ringrazio il primo cittadino di Pederobba, saluto idealmente tutti gli emigranti che ci stanno guardando, noi ci fermiamo qui e tra poco parleremo anche di marroni del Monfenera. A tra poco. Grande successo per Caseus Veneti, la Kermesse dei formaggi del Veneto giunta alla 7ª edizione. Una vetrina delle migliori produzioni caseari regionali organizzata da Aprolav che quest'anno ha visto una folta partecipazione nella splendida cornice del Castello Estense di Arquapolesine. Tanti infatti i formaggi che si sono contesi il titolo di miglior prodotto veneto, a conferma che i produttori non temono il confronto, come afferma il presidente di Aprolav, Terenzio Borga. Ormai nel Veneto, il Veneto cerca il confronto, non lo cerca solamente qua da noi, lo cerca anche all'esterno, lo cerca in Italia, lo cerca all'estero, lo cerca al mondo. Noi siamo orgogliosi di essere coloro che organizzano questa manifestazione, speriamo ci sia un futuro perché effettivamente da quando abbiamo iniziato i formaggi veneti sono molto più conosciuti. Non solo formaggi, tuttavia, in questo evento speciale capace di richiamare un pubblico molto numeroso e quindi pronto a promuovere iniziative di vario genere. Ce ne parla il direttore di Aprolav, Bruno Bernardi. Tra le varie iniziative di Caseus Veneti non possiamo dimenticare l'iniziativa di Forme di Solidarietà, un'azione il cui ricavato dei formaggi posti in vendita partecipanti al concorso sarà devoluto, come 5 anni a questa parte, a 2 importanti associazioni. Life Inside, che è un'associazione contro l'autismo, che cura l'autismo, e la Città della Speranza, che è un'importante associazione per la ogni anno il ricavato della vendita di questi formaggi viene destinato a queste associazioni e possiamo dire che finora la partecipazione di consumatori e di visitatori è stata grande. A Caseus Veneti dunque promozione del territorio ma anche grande attenzione per la solidarietà. Solidarietà resa possibile grazie al sostegno di uno sponsor speciale, Banca Popolare Friuladria. Anche in questo caso Friuladria si distingue e vuole mantenere il proprio punto distintivo nell'ambito delle solidarietà che facciamo in questo caso. Abbiamo un bilancio etico, finanziamo altre forme di solidarietà, quindi assolutamente importante per noi questa vicinanza nel territorio. E rientriamo in questo studio ideale dedicato alla mostra mercato dei marroni del Monfenera che continuerà fino al 30 ottobre. Non potevamo non incontrare Manuel Bresolin, presidente della Proloco di Pederobba. Allora,
37esima edizione, sempre il volontario in prima fila. Sì Luca, è vero, 37 anni, ma non sentirli perché l'entusiasmo regna sovrano in questa associazione. Ringraziamo i volontari perché una festa del genere non potrebbe esistere senza l'aiuto di 200 persone che sacrificano il proprio tempo libero, le proprie giornate, i propri weekend per la festa. È una festa che si caratterizza per le proposte, è una festa che ti aiuta ad uscire dalla quotidianità, una festa dedicata alla famiglia che ogni anno incontra ben 80.000 persone. Venerdì, sabato e domenica sempre un programma intensissimo, qui siamo nelle cucine a testimoniare che poi le degustazioni, lo stand enogastronomico funziona davvero alla grande. Esatto, parliamo che la nostra cucina sforna migliaia e migliaia di pasti ogni giorno, perciò la gente che viene qui a trovarci può fare un giretto all'interno dei nostri stand. I bambini possono giocare con i gonfiabili o pescare i biglietti della pesca di beneficenza e mangiare dei succulenti pranzetti. Quindi se voi a casa non conoscete Pederobba, mi sembra possibile, vi inviterei a conoscerla e poi ci tornerete gli anni successivi, sono sicuro. Allora grazie Manuel, ricordiamo che su qualsiasi motore di ricerca Marroni del Monfenero o Pederobba o Proloco di Pederobba trovate tutto il programma di questa straordinaria manifestazione che continua fino al 30 ottobre. Ora ci fermiamo, un servizio di cronache trevigiane e poi le testimonianze di alcuni emigranti che più di 50 anni fa partirono proprio da Pederobba. A tra poco. Il Veneto vanta un ricchissimo patrimonio paesaggistico, di cui la montagna costituisce certamente una delle risorse più preziose. Dimostrazione più eccellente sono le Dolomiti, di recente inserite dall'UNESCO nella lista del patrimonio naturale dell'umanità. Un riconoscimento che le istituzioni hanno il dovere di valorizzare operando nel rispetto della complessa realtà della montagna. La vera sfida in tal senso, sostiene l'assessore regionale Marino Finozzi, è come tutelare questo patrimonio, come poterlo proporre dal punto di vista turistico e come garantire che questo patrimonio possa essere messo a disposizione anche delle popolazioni residenti. L'obiettivo principale è quello di mantenere la popolazione nelle aree di montagna per mantenere la salvaguardia del territorio. Non solo turismo dunque sulle montagne venete, ma anche tutela del paesaggio e delle tante comunità che preservano l'ecosistema e il tessuto sociale di questi splendidi territori. La Regione Veneto non ha fatto mancare il suo sostegno alla montagna, prosegue l'assessore Finozzi. Io ho già presentato al Consiglio una proposta di legge di sviluppo e la tutela della montagna, dove cerchiamo di inserire nuove tecnologie per permettere anche alle nuove generazioni di poter continuare a vivere in quel territorio, però pur garantendo anche a loro i servizi che vengono garantiti al cittadino che vive in pianura. E proprio in questi giorni stiamo cercando di trovare una soluzione con la provincia di Belluno per coprire l'intera area montana di un servizio a banda larga trasmessa via satellite. Questo garantirà il servizio importante del collegamento nelle infrastrutture informatiche proprio per dare anche al più remoto rifugio alpino questo servizio. E come promesso ancora qui a Pederobba per questa festa dei Marroni, però con dedica speciale a questo nuovo monumento dedicato all'emigrante. Noi vi avevamo promesso che incontravamo delle testimonianze. Abbiamo Secondo, Arduino e la signora Vittoria. Cominciamo da Arduino, che è stato un po' il cuore di tutta questa festa oggi. Lei quando partì da Pederobba? Per me, io sono partito il 16 di ottobre del 1935 e sono andato in Australia, in West Australia, in Perth, e 58 anni che sono lì. Ho lavorato come un emigrante, ho fatto diversi lavori, ma il mio lavoro più lungo è stato sempre con delle macchine pesanti, come non saprei, bulldozer. Movimento terra. Arduino, e il cuore ha sempre continuato a battere italiano? Sempre battuto per il mio paese, l'Italia, ma specialmente per Pederobba. Ecco, un'altra storia è quella di Secondo che partì verso Ginevra, dove è rimasto per 27 anni. Io sono partito del 55, il mese di marzo, primi 3-4 anni ho fatto i stagionali, si faceva 9 mesi, poi si ritornava a casa e nel 59, sì, 58,
9, così 60, 160, sono passato annuale, vuol dire avere un permesso in Svizzera di stare tutto l'anno e poter vivere là e avere tutti i suoi diritti, l'appartamento, tutto quello. Come erano trattati gli italiani in Svizzera? Beh, in principio era dura, anche con noi era dura perché si chiamavano i Piaf, qualcuno. Che voleva significare? Sì, voleva come una vendetta perché diceva che tutti gli italiani erano meglio di loro e via eccetera. Che noi si lavorava. Lei faceva il muratore, giusto, il capomastro, e questo le ha permesso poi di tornare qui e di costruirsi un'altra vita? Sì, ho fatto 27 anni sempre con lo stesso padrone e nel frattempo il beneficio che ho fatto, ho comprato un po' di terreno, un po' di qua e mi sono fatto una casa e ho fatto gli ultimi 10 anni qui in cementeria a Pederoba. Allora io la ringrazio, passo e do le spalle alla telecamera della signora Vittoria che invece nel 1959 per amore lei partì verso il Canada. Anche in Svizzera 4 anni e mezzo prima. Prima in Svizzera 4 anni e mezzo sì. E poi in Canada. A sposarsi. Sono andata a Vancouver, nella provincia del Canada. Per quanto è stata poi a Vancouver? 50 anni, sono ancora là. E lei è ancora a Vancouver? Sì, sono venuta qua per la festa. Il primo giorno se lo ricorda che arrivò lì? Come fu accolta? No, è stato accolto bene. Per noi donne era più facile perché i mariti erano già là. Allora io vi ringrazio davvero signor Secondo, Arduino, la signora Vittoria. Noi siamo arrivati a conclusione di questa puntata di Cronache Trevigiane, speriamo che sia stata anche per voi interessante. Ritorniamo la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.